Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati all'appuntamento con Onda Libera, che anche oggi dedicheremo a fare un po' il punto della situazione sulle questioni di attualità. Primo piano dell'agenzia ANSA di stamani dedicato alla Grecia, la bozza dei dettagli delle riforme già in mano alla Troika per eventuali correzioni. La Grecia pensa di attaccare l'evasione fiscale e riformare la pubblica amministrazione. Lotta all'evasione fiscale, misure anticorruzione e anticontrabando, pubblica amministrazione più efficiente. È la prima bozza della lista di riforme che il governo Tsipras ha già preparato e inviato a Bruxelles, in attesa di un riscontro dei tecnici europei che aiuti a preparare la lista definitiva, attesa entro lunedì dalla ex Troika, che poi è la Troika senza l'ex, perché sempre delle stesse tre istituzioni si tratta: Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. La Grecia non è sola, scrive l'agenzia ANSA. Da venerdì la Commissione dell'Unione Europea, la Commissione Juncker, lavora assieme al governo, fornendo quello che chiamano sostegno tecnico, cioè sia un aiuto sia un modo per controllare che i greci non scrivano un piano inaccettabile per l'Eurogruppo, cioè per i ministri economici degli stati aderenti alla moneta unica, che sono chiamati ad esprimersi martedì. La bozza arrivata a Unione Europea, Fondo Monetario e BCE ieri sera è composta da 3 pagine, nelle quali accanto ai provvedimenti non ci sono numeri che spieghino l'impatto delle misure sul bilancio, che è la prima preoccupazione dell'Eurogruppo, che ha chiaramente detto che vuole vedere coperture chiare per ogni riforma. La bozza invece non le contiene e specifica per ora solo le aree in cui il governo intende intervenire con riforme principalmente strutturali che al momento non sembrano avere un impatto negativo per i conti. C'è la lotta all'evasione fiscale, il contrabbando di sigarette e benzina, la riforma della pubblica amministrazione. Nonostante fonti governative facciano sapere che la lotta all'evasione potrebbe valere fra 2 e 2 miliardi e mezzo all'anno, nel piano non si faranno cifre, cioè siamo un po' al bla 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 per volgarizzare il discorso. Sempre poi dal primo piano dell'ANSA di stamani, come era ampiamente presumibile, è stato annunciato che i guerriglieri Peshmerga, i guerriglieri curdi presi in ostaggio, catturati anzi dallo Stato islamico, verranno decapitati. Questa è la minaccia, da tradursi in realtà evidentemente degli islamisti dello Stato islamico, combattenti curdi in gabbia che sfilano sui pick-up per strada tra la gente nella provincia di Kirkuk in Iraq. È l'ultimo video della propaganda dello Stato islamico. 21 prigionieri, tra i quali 16 peshmerga curdi, fatti sfilare nelle vie affollate della provincia di Kirkuk, ciascuno in una gabbia, mentre le forze armate turche hanno condotto un blitz la notte scorsa a 35 km all'interno della Siria per riportare in patria il feretro di Suleiman Shah, nonno del fondatore dell'impero ottomano, oltre ai 40 soldati turchi di guardia alla tomba, che si trovava in un'area considerata un'enclave turca, ma ora controllata dallo Stato islamico. Sono state compiute 2 incursioni in territorio siriano con circa 600 soldati turchi. Alcuni quotidiani turchi avevano ipotizzato nei giorni scorsi che i 40 soldati di guardia al mausoleo fossero circondati da miliziani dello Stato islamico, che peraltro è stato favorito oggettivamente dalla Turchia in tutti questi mesi. La situazione avrebbe impedito negli ultimi 10 mesi i rifornimenti dei soldati turchi di guardia al mausoleo. Il blitz si è svolto senza scontri con lo Stato islamico, ha detto il premier turco Davutoglu. Un soldato turco è morto nell'operazione, ma in un incidente. Davutoglu ha detto che Ankara, la Turchia, non ha chiesto l'assistenza degli alleati prima del blitz, ma li ha informati all'inizio dell'operazione. Il presidente turco Erdogan si è congratulato con il governo e con le forze armate per il blitz condotto nel nord della Siria. Venendo invece alle cose italiane, l'ANSA si occupa stamani della scuola. L'Italia riparta dalla scuola, ha detto il Presidente del Consiglio, diamole il 5 per 1000. Gli scatti di merito sono giusti, alcuni insegnanti non sono degni del loro compito, le classi pollaio sono inaccettabili, i ragazzi del nord e del sud hanno lo stesso diritto di stare in scuole sicure. Dei dettagli sui provvedimenti sulla scuola che stanno per approdare a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio stamani ha parlato poco dei contenuti del provvedimento, ha parlato delle cose generali, per essere eufemistici: gli scatti di merito giusti, gli insegnanti che non sono degni del loro compito, alcuni, le classi pollaio inaccettabili
eccetera. La scuola che cambia, cambia l'Italia. Era l'iniziativa del PD, del Partito Democratico, sul tema della riforma, aperta dall'inno di Mameli, chiusa dalla cavalleria rusticana, eseguite dalla Junior Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. L'iniziativa, appunto, nel suo intervento conclusivo all'iniziativa del PD, il Presidente del Consiglio ha confermato che la prossima settimana sarà presentato un decreto legge e un disegno di legge delega, e in cantiere c'è l'idea di consentire che il 5 per 1000 possa essere destinato anche alla cultura e alla scuola. Daremo autonomia alle scuole in futuro, spero dal 2016, anche dal punto di vista economico. Sarà un meccanismo serio nel quale ciascun genitore e cittadino, in dichiarazione dei redditi, potrà indicare la singola scuola. Così il Presidente del Consiglio, al quale l'ANSA dedica anche un servizio sui 3 anni che abbiamo davanti, non mi fermano, e sulla questione Landini. Qualcuno dice che di riforme ne stiamo facendo anche troppe, ma il meglio deve ancora venire. Si tratta solo di un inciso in un lungo discorso sulla scuola, ma così Matteo Renzi festeggia il primo anno di governo, con una dichiarazione di intenti che poco dopo declinerà in avvertimento a chi si mette di traverso. Ascoltare tutti non vuol dire non fare più niente, se no diventa paralisi. È la replica a chi lo contesta sulla riforma della scuola e a chi lo critica sul Jobs Act. Così se Laura Boldrini attacca è un problema suo, risponde, non del governo. E se Maurizio Landini evoca una sfida democratica a Renzi, il premier replica: è naturale che si butti ora in politica dopo la sconfitta sindacale sulla Fiat. L'Italia riparte davvero dall'istruzione, da un investimento culturale sulla RAI e subito dopo dalla riforma di università e ricerca. Siamo alla prima parte del primo tempo, è passato un anno e ne mancano ancora 3. Respinge infine il Presidente del Consiglio anche le accuse di autoritarismo rivoltegli dalla sinistra e liquida con nettezza le accuse al governo di essere in conflitto di interessi sulla riforma delle banche popolari, su cui Consob e Procura hanno avviato un'indagine. Una castroneria galattica, spero che chi indaga faccia chiarezza, sono il primo a volerla per vederci chiaro. Così l'agenzia ANSA. A proposito di Laura Boldrini, però, visto che le cronache dei quotidiani di oggi ne parlano, accenniamo solo rapidamente, se ne occupa in particolare il Quotidiano Nazionale. Sta per uscire un libro sui primi 2 anni di Laura Boldrini come presidente dello scranno più alto di Montecitorio, come presidente della Camera. L'autobiografia della presidente Boldrini. Qualcuno ha sussurrato che sarebbe forse stato più elegante aspettare la fine del mandato. Ma sta di fatto che il libro è in uscita, un libro imperdibile ovviamente. Ma prima di andare agli altri fatti del giorno, e recuperando anche un paio anzi più di un paio, qualche articolo che è stato pubblicato in questo fine settimana sulle questioni di primissimo piano tanto interno quanto internazionale, prima di tutto però vorrei segnalarvi anche dal quotidiano La notiziagiornale.it, un servizio dedicato alla questione dei lobbisti e un altro servizio dedicato all'ennesimo carrozzone di Stato per la riforma del diritto fallimentare. A proposito di riforme, il governo lancia una commissione di 39 membri con i soliti pluripoltronati. L'articolo è di Stefano Sansonetti, in primo piano su lanotiziagiornale.it. Nessuno ormai ne tiene più il conto, perché diventa sempre più difficile trovare anche solo un cosiddetto tecnico che si ricordi da quanti anni i governi che si sono succeduti alla guida dell'Italia cerchino di riformare il diritto fallimentare. In molti recuperano nella memoria il tentativo fatto nel 2002 dal governo Berlusconi, quando venne istituita una commissione tecnica guidata da Sandro Trevisanato, avvocato e all'epoca presidente della SOGEI, la società del Ministero dell'Economia che gestisce l'anagrafe tributaria. Qualche provvedimento fu sfornato, ma nulla di epocale o di risolutivo. Ci riprova adesso il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale ha deciso di ripercorrere la solita strada della commissione tecnica, infarcendola stavolta con la bellezza di 39 componenti. L'ennesimo carrozzone, scrive il quotidiano La Notizia, giornale.it. All'interno del carrozzone trovano spazio i soliti pluripoltronati, cioè persone che depositano le proprie terga su svariate poltrone, pluripoltronati che non si sa nemmeno quante volte potranno davvero intervenire ai lavori della commissione tecnica messa su dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. Per esempio c'è Guido Alpa che, oltre a trovarsi in questa nuova veste di componente dell'organo tecnico per la riforma del diritto fallimentare,
Allo stesso tempo è titolare di un super studio legale, è presidente del Consiglio Nazionale Forense, in pratica l'Ordine degli Avvocati, e consigliere di amministrazione di Finmeccanica. Alla presidenza della commissione istituita dal ministro Orlando per la riforma del diritto fallimentare è stato piazzato Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di Cassazione, già commissario della Consob. Poi ci sono nella lista i soliti principi del foro e titolari di maxi studi legali che li impegnano su numeri sempre più cospicui di dossier. Allora spunta fuori Franco Bonelli, socio fondatore di Bonelli Erede Pappalardo, e Franco Gianni, socio fondatore di Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners. Il decreto di costituzione della commissione prevede che questi incarichi debbano essere svolti a titolo gratuito, ma c'è da chiedersi in che modo un organismo di 39 componenti, ognuno dei quali ha tutt'altre attività, possa svolgere efficacemente il proprio lavoro e soprattutto se tutti e 39 possano garantire il loro apporto. Parliamo della riforma del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, una delle più importanti in un paese in cui le aziende si trovano alle prese con la crisi. A proposito invece dei lobbisti, l'altro articolo, sempre di Stefano Sansonetti, mette il dito sull'ultima creatura in tema di lobby e potere. Qui però c'è un legame diretto con la presidenza del Consiglio. La moda dei lobbisti con il piede in due staffe è dura a morire, scrive Stefano Sansonetti sul quotidiano La Notizia. Potete consultarlo anche su internet, l'indirizzo è lanotiziagiornale.it. Si moltiplicano dunque i casi di personaggi che hanno un piede nel governo o in Parlamento e allo stesso tempo ricoprono ruoli definiti esterni, una contraddizione. L'ultima novità in termini di tempo porta il nome di Action Institute. Di cosa si tratta? Di uno dei tanti think tank, cioè pensatori, centri studi, chiamateli come volete, che sono sorti in Italia ufficialmente come laboratori indipendenti di idee, ma molto più prosaicamente come strutture portatrici di interessi. Non molto tempo fa il pensatoio Action Institute ha messo nero su bianco un dossier in cui propone una nuova disciplina italiana per i fondi di venture capital, cioè quei fondi che dovrebbero investire capitale di rischio in nuove imprese ad alto potenziale di sviluppo. Chi c'è dietro Action Institute? Arrivano qui le sorprese, scrive Sansonetti. Si dà infatti il caso che alla guida di questo pensatoio o centro studi ci sia Carlotta De Franceschi, ex banchiera di Goldman Sachs, di Morgan Stanley e del Credit Suisse, ma soprattutto una delle componenti del gabinetto dei consiglieri economici del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il tutto ha un compenso di 150.000 euro per un incarico annuale che scadrà il 31 agosto prossimo. Banche e società estere dietro questo pensatoio, Action Institute, si sprecano. Nel comitato di indirizzo siede Stefano Visalli, pezzo grosso di McKinsey, una delle più importanti società di consulenza del mondo, dalla quale proveniva anche il ministro del governo Monti ed ex banchiere Corrado Passera. Accanto a lui troviamo Alessandra Genco, manager di Finmeccanica, anche lei con 5 anni trascorsi nella celeberrima banca d'affari Goldman Sachs. Qualche tempo fa il pensatoio in questione, quello presieduto da la signora De Franceschi, consigliera economica del Presidente del Consiglio ed ex banchiera di Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse, il pensatoio ha elaborato una proposta in collaborazione con Unicredit, tanto per non uscire dal mondo bancario, il cui obiettivo è quello di sviluppare un mercato di fondi di venture capital più grandi di quelli attualmente operanti in Italia. Si propone l'istituzione di una fattispecie giuridica per i fondi che investono almeno il 70% in società innovative, con esenzioni fiscali sui redditi e sui guadagni da capitale. Si ipotizza poi l'utilizzo di un meccanismo di fondo di fondi come strumento di attrazione di fondi esteri, il tutto accompagnando l'intervento a una politica fiscale mirata sul modello israeliano, fa riferimento a questo il pensatoio renziano. Non è il solo riferimento al sistema israeliano contenuto nel dossier. Del resto, la De Franceschi agisce a Palazzo Chigi sotto il coordinamento dei consulenti economici affidato a Yoram Gutgeld, renziano di ferro, economista israeliano naturalizzato italiano e già a sua volta uno dei più importanti esponenti mondiali della McKinsey, lobby al governo.
a Scuola di Business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo, con i furgoni Transporter e Caddy, il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te, finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Usa la tua carta You&Any, hai fino a 15 euro di carburante omaggio e un bonus punti sul nuovo programma. Fino al 31 marzo ogni 3 rifornimenti da 30 litri hai 5 euro di carburante omaggio. Info ed Station aderenti su youandany.com. Fai spazio alle tue passioni. Fino al 4 aprile 2015, se sei socio IKEA Family o IKEA Business, spendendo almeno 400 euro su uno o più guardaroba Pax e accessori Complement, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli su ikea.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Intanto, dopo domani torna in edicola Charlie Hebdo dopo 50 giorni di stop e dopo una caccia a nuovi vignettisti, caccia in senso fortunatamente diverso da quello che ha colpito il settimanale satirico francese, nel senso che molti hanno rifiutato per paura di altri attacchi. Il tesoro di 30 milioni in cassa serve per il nuovo corso, ma la tensione resta alta e ce lo racconta oggi Repubblica con Anais Ginori da Parigi. Una giornalista marocchina di Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, è stata minacciata di morte sui social network insieme al marito, lo scrittore Jaoud Benaissi. Fuori dalla redazione provvisoria di Charlie Hebdo, nella sede di Libération, ci sono decine di agenti di scorta. I nomi più famosi della testata sono tutti sotto protezione. Fare un giornale circondati da poliziotti è quantomeno particolare, dice Laurent Lager, giornalista investigativo di Charlie Hebdo. Cercheremo di ricostruirci numero dopo numero. La testata ha fatto appello a nuovi collaboratori. La ricerca non è facile, soprattutto per trovare nuovi vignettisti. Molti hanno detto di no. Altri hanno chiesto: ma dovrò venire in redazione? Oppure posso firmare con un altro nome? Non ci si stupisce di questo. Quando ero in ospedale, dice uno dei disegnatori di Charlie Hebdo, Riss, quando ero in ospedale anche io continuavo a temere che qualcuno sarebbe venuto lì a uccidermi. Alla fine 2 nuovi disegnatori si sono presentati, René Petillon e l'algerino Ali Dilem. L'unica cosa che non manca più sono i soldi e i lettori, scrive Repubblica, che poi intervista il nuovo direttore di Charlie Hebdo, Gérard Viard. Sto cercando di finire il mio editoriale, sono stato talmente occupato a organizzare il lavoro degli altri che non ho avuto tempo di pensare a me. Scriverò un testo sull'apartheid, riprendendo l'espressione utilizzata da Manuel Valls, l'apartheid delle banlieue. La mia idea è che esiste un apartheid ma religioso. La popolazione francese viene catalogata in base all'appartenenza a una fede piuttosto che a un'altra. Non sono le autorità politiche a fare questa distinzione, ma intellettuali e sociologi con effetti perversi sul dibattito politico. Per quanto riguarda la prossima copertina, non c'è ancora, dice il neodirettore di Charlie Hebdo, Gérard Viard. Procederemo come abbiamo sempre fatto. La mattina mettiamo sul tavolo uno o più temi d'attualità, poi i disegnatori si buttano al lavoro, nel pomeriggio decidiamo tutti insieme. La vignetta deve far ridere, ma soprattutto essere pertinente col tema scelto. Di sicuro non siamo lì a cercare di mettere ad ogni costo Maometto in prima pagina. Non siamo ossessionati, seguiamo l'attualità. Si è parlato di dubbi e di malumori sulla linea editoriale. Ci sono state discussioni, conferma il direttore, più che altro sulla tempistica per tornare in edicola. Alcuni pensavano fosse giusto cercare di ritrovare un ritmo di lavoro normale subito, altri sentivano il bisogno di più tempo. Si è trovato un compromesso. La redazione è coesa. Il più complicato problema è rimetterci sui binari, trovare una routine. Si parlerà anche degli attentati a Copenaghen con vignette e articoli. Ma nessuno deve considerarci un simbolo, conclude il direttore di Charlie Hebdo. Non possiamo essere soli nell'espressione e la difesa di valori che dovrebbero essere di tutte le democrazie occidentali. Siamo un giornale e niente più. Vogliamo tornare a fare il nostro lavoro il più naturalmente possibile. Mentre, sempre rimanendo ad alcune segnalazioni dagli articoli di oggi, poi apriamo un altro capitolo recuperando anche qualche articolo uscito in questo fine settimana.
C'è una vicenda assai curiosa, per così dire, la racconta Repubblica e riguarda uno dei sindaci che hanno avuto una certa notorietà in questi ultimi anni, il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente del Partito Democratico, che si era dimesso, poi è ritornato al suo posto, che ha gestito per la sua parte il post terremoto a suo tempo e che viene alla luce delle cronache di nuovo per una questione quasi surreale. Comunque la questione è questa: aveva lasciato i consiglieri comunali riuniti in assemblea senza bottigliette d'acqua a disposizione sui banchi in un particolare periodo canicolare, come recita il documento che poi la incolperà, insomma d'estate, e per questo motivo Paola Giuliani, 56 anni, avvocato e dirigente comunale della città dell'Aquila, era stata sospesa per 3 giorni con relativa decurtazione dello stipendio per avere causato disdoro, un termine desueto per intendere disonore, all'amministrazione comunale dell'Aquila e per essere venuta meno alla leale collaborazione con il comune. Questa vicenda risale addirittura a 2 anni e mezzo fa. Era rimasta riservata come il protocollo comunale utilizzato dal segretario generale del comune Carlo Pirozzolo per informare il sindaco Massimo Cialente al suo secondo mandato col centro-sinistra che era stata individuata la responsabile di quel grave disagio e di quel disdoro patito il 26 luglio 2012 dai politici aquilani. Appena 4 giorni dopo quella lettera, il sindaco, seppur alle prese in quel periodo con 80.000 sfollati per il terremoto, aveva inviato una nota urgente all'ufficio procedimenti disciplinari per chiedere provvedimenti sanzionatori nei confronti della dirigente, e così è avvenuto. Si ritiene che l'episodio debba essere qualificato come violazione degli obblighi di leale e efficiente collaborazione con gli organi dell'amministrazione comunale, scrisse l'avvocato del comune dell'Aquila Domenico De Nardis nel provvedimento notificato il 10 ottobre del 2012. Si ritiene che nello specifico l'atteggiamento osservato in coincidenza dell'acclarata mancanza di acqua a disposizione del Consiglio comunale è atto a denotare il venir meno agli obblighi del proprio ruolo e il disinteresse a un'esigenza reale e a un diffuso disagio ampiamente avvertito dai consiglieri comunali, specie in un particolare periodo canicolare, cioè d'estate. L'avvocato Paola Giuliani, però, una volta ricevuta la sanzione da parte del comune del sindaco Cialente, si è rivolta al Tribunale dell'Aquila e la sentenza è arrivata pochi giorni fa, dopo 2 anni di istruttoria. È una storia altamente esemplificativa dell'andazzo italiano. Il giudice del lavoro, Anna Maria Tracanna, ha annullato la sospensione della dirigente comunale e ha condannato il sindaco dell'Aquila, Cialente, al pagamento di una multa di 2.000 euro. Secondo il tribunale, la sospensione inflitta all'avvocato Giuliani è stata illegittima per illogicità manifesta e irragionevolezza, nonché per travisamento dei fatti. È del tutto pacifico, scrive il giudice, che l'approvvigionamento di bottigliette d'acqua nel corso di una seduta del Consiglio comunale non rientra tra le funzioni spettanti a un dirigente. Dall'istruttoria svolta, si legge ancora nella sentenza, è emerso che il disservizio in questione, cioè l'assenza di bottigliette d'acqua sui banchi dei consiglieri comunali in un particolare periodo canicolare, l'assenza delle bottigliette d'acqua appare la conseguenza della mancata presenza nel settore segreteria generale di un dipendente con profilo ausiliario, scrive il giudice. In poche parole, non era la dirigente, l'avvocato Giuliani, a dover portare le bottiglie d'acqua ai consiglieri comunali nel periodo canicolare. Ma l'avvocato Giuliani è andata oltre e ha denunciato il comune dell'Aquila anche per mobbing, in seguito a una serie di altre vessazioni subite, trasferimenti, demansionamenti e l'assenza di una scrivania dove poter lavorare nonostante fosse dirigente del comune. L'avvocato Giuliani in questione è stato sempre lo stesso giudice a condannare l'amministrazione. La strategia mobbizzante diretta all'effettivo demansionamento della Giuliani è avvenuta con una serie di provvedimenti a firma del sindaco Cialente, si legge nella seconda sentenza di condanna. La condanna per la seconda sentenza consiste in una multa
di 10.000 euro. Ora la dirigente, l'avvocato Paola Giuliani, spera di poter tornare serenamente a lavorare. Non chiedo altro, dice la Giuliani. In questi anni, nonostante tutto quello che è successo, non mi sono mai fermata. Ho continuato a impegnarmi per questa città e voglio continuare a farlo. Le bottigliette d'acqua, un banale disguido. Non mi competeva, ma mi sarei potuta organizzare con altri dipendenti. Ma quel giorno non mi diedero il tempo di farlo. Qualcuno andò in un bar a comperarle. Sono una terremotata anch'io, conclude l'avvocato Giuliani. Nel sisma ho perso la casa. Forse la mia unica colpa è di non avere una precisa appartenenza politica, in quel caso al PD aquilano, il partito del sindaco Cialente. Ma non dovrebbe essere questa una colpa, scrive il quotidiano La Repubblica. Una vicenda direi veramente piuttosto significativa e altamente esemplificativa. Ma torniamo alle cose serie, torniamo alle cose importanti, ciò di cui l'Italia ha veramente bisogno. Ce lo spiega il sottosegretario all'istruzione, università e ricerca scientifica Davide Faraone nel corso dell'incontro La scuola che cambia l'Italia dell'altro giorno con Renzi e Stefania, come dirà il sottosegretario, e la ministra all'istruzione Giannini. Io vorrei iniziare con un passaggio che Stefania ha già accennato nel suo intervento introduttivo, e c'è sul tema che poi è stato approfondito successivamente dell'inclusione. La scuola è inclusione. Noi non abbiamo mandato al macero negli anni passati le classi speciali, le scuole speciali, per sostituirle col fatto che un bambino o una bambina autistica possa essere oggi mandata in un corridoio, in una classe, come fosse una cella di isolamento. Noi abbiamo buttato le classi speciali, le scuole speciali, perché crediamo nell'inclusione, e questo paese è tanti anni avanti rispetto ad altri paesi anche europei che continuano ad avere queste classi speciali. Noi sull'inclusione crediamo, e crediamo nella scuola che è comprensione. La scuola è comprensione e non può essere affidata a chi è professionista della scuola, il suo sviluppo, il suo rilancio, a chi crede che un linguaggio, il MOF, il TFA, il organico funzionale, organico di fatto, un linguaggio che è comprensibile soltanto ai professionisti della scuola. La scuola è della società, la scuola è dei cittadini e deve essere comprensibile anche nel suo linguaggio, in quello che esprime. La scuola è insegnamento, non reclutamento. È scritto anche sul sito del MIUR, io pensavo fosse un linguaggio ai sindacalisti, invece lì lo dobbiamo cancellare, non si va in guerra quando si è selezionati per l'insegnamento, si va ad insegnare e costruire un percorso proficuo di insegnamento e annullare la guerra, quella sì, delle graduatorie composte da tanti precari che hanno costruito negli anni un'aspettativa che è stata frustrata da un atteggiamento di chi costruiva sempre un'altra graduatoria perché non voleva risolvere il problema. L'aspettativa sarà stata frustata, come dice il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, e naturalmente tutto il resto del discorso è importantissimo per le sorti future dell'Italia, priorità assoluta, come tutti sanno, e lo dico senza alcuna ironia, lo potete leggere e sentire, ascoltare sui giornali da una parte per quanto riguarda la lettura. Se volete gustarvelo in video c'è anche udem.tv, che è la TV del Partito Democratico di Chiara Geloni, che dà conto di questo importantissimo incontro sulla questione della scuola che si è tenuto con la presenza del Presidente del Consiglio. A proposito però della regione d'origine del sottosegretario Faraone, quella dove ha potuto compiere le opere politiche che lo hanno condotto alla responsabilità governativa, ovvero la Sicilia. Di Sicilia si occupano oggi Attilio Bolzoni e Emanuele Lauria su Repubblica per raccontare la storia di un grande inganno, così viene definito da Repubblica, quello dell'antimafia siciliana e quello dell'eroe della legalità che mette le mani sull'Expo di Milano. La storia è quella di Antonello Montante, presidente di Confindustria Sicilia, nonché tenutario di altre poltrone. Dopo l'inchiesta si è dimesso solo dall'Agenzia per i beni confiscati, ricorda Repubblica. Nella storia entra anche il ministro degli interni Angelino Alfano, che ha designato Montante all'Agenzia dei beni confiscati ai mafiosi, giusto appunto. Montante, indagato assieme all'ex presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, già condannato,
sono i creatori di Caltanissetta, zona franca antipizzo, tra collusioni, fiumi di soldi ovviamente pubblici, tutti i paradossi di un'impostura politica dietro la dittatura degli affari, scrive Repubblica. Di che si tratta? Lo sapevate, scrivono Bolzoni e Lauria, che esiste una zona franca della legalità dove ci sono gli abitanti più buoni e più onesti di tutta Italia? E lo sapevate che l'hanno fortemente voluta un governatore condannato per mafia e un imprenditore indagato per mafia? Per capirne di più bisogna andare a Caltanissetta, la capitale dell'impostura siciliana, scrive niente meno Repubblica. Nella città dove è iniziata l'irresistibile ascesa del cavaliere Antonio Calogero Montante, detto Antonello, presidente di Confindustria Sicilia, presidente della locale Camera di Commercio, presidente di tutte le Camere di Commercio della Sicilia, consigliere della Banca d'Italia, delegato nazionale di Confindustria per la legalità e membro dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, unica carica dalla quale si è al momento autosospeso per un'indagine a suo carico per concorso esterno in associazione mafiosa. Si può così scoprire come in nome di una assai incerta antimafia sia instaurata una sorta di dittatura degli affari, scrive addirittura Repubblica, un califfato che si estende in tutta la Sicilia, ma che è nato a Caltanissetta, dove le commistioni e in alcuni casi le connivenze fra imprese e politica, imprese e stampa, imprese e forze di polizia, imprese e magistratura hanno ammorbato l'aria e fatto calare una cappa irrespirabile sulla città. In Sicilia tutto si fonda su due parole magiche: legalità e antimafia. È una legalità costruita a tavolino e un'antimafia padronale che copre operazioni politiche opache e favorisce gruppi di interesse. Dopo la felice stagione, iniziata con la rivolta degli imprenditori del 2007, guidati da Ivan Lobello contro il racket, il trasformismo e l'ingordigia hanno snaturato l'iniziale esperimento e una consorteria si è impadronita di tutto. La zona franca l'ha pretesa la Confindustria siciliana di Antonello Montante, l'unico partito, quello di Confindustria, che nel governo regionale dell'isola siede ininterrottamente da 6 anni con un proprio rappresentante. Quando governatore era Raffaele Lombardo, maggio 2012, fu istituita con un atto ufficiale la provincia di Caltanissetta e fu riconosciuta come zona franca della legalità. Uno potrebbe dire zona franca della legalità è un principio ispiratore e invece dove c'è il principio c'è anche la materia. Tradotto, arrivano i soldi pubblici. L'obiettivo era quello di concedere benefici fiscali alle aziende che si oppongono alle richieste estorsive della criminalità organizzata. Previsione di spesa pubblica 50 milioni di euro. Il governatore Lombardo, che al momento della firma era già indagato per reati di mafia, 2 mesi più tardi si è dimesso e un anno dopo è stato condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi. Un presunto amico dei boss che concede agevolazioni a chi si batte contro il racket, su richiesta di chi? Presidente di Confindustria Sicilia, Montante, oggi è a sua volta chiamato in causa da 5 pentiti per legami con alcune famiglie. Trame di potere in una Sicilia che non ha mai temuto i paradossi. La Confindustria di Montante, scrive ancora Repubblica, è ormai ovunque. Confindustria guida l'IRSAP, l'istituto che gestisce le aree industriali siciliane, ha un peso decisivo nel business dei rifiuti e ora ha messo le mani sull'Expo. Pochi giorni fa l'assessore alle attività produttive, Linda Vancheri, il rappresentante di Confindustria nella giunta di Rosario Crocetta, ha siglato una convenzione che assegna a Union Camere un pacchetto di interventi per 2 milioni di euro. Chi guida Union Camere in Sicilia? Antonello Montante. Sarà lui, malgrado l'inchiesta per concorso esterno, a decidere quali eccellenze siciliane del settore agroalimentare dovranno figurare nella vetrina di Milano e in 11 stand fra porti e aeroporti dell'isola. Materia di indagine per 2 procure, Palermo e Caltanissetta, e per Raffaele Cantone, presidente dell'Authority contro la corruzione, che il 16 gennaio scorso ha annunciato che su Expo è stato avviato il più grande controllo antimafia di tutti i tempi.
Una rete di interessi così fitta, scrive ancora Repubblica, è protetta anche da una stampa a volte troppo compiacente con Montante e i suoi amici, al punto da proporre, lo ha fatto La Sicilia in un lungo articolo, la notizia di una laurea honoris causa in economia e commercio riconosciuta dall'Università La Sapienza al presidente siciliano di Confindustria. L'Ateneo ha smentito il giorno dopo, era falso. Nelle sue molteplici vesti istituzionali, Montante ha spesso offerto un sostegno a mezzi di informazione e singoli giornalisti. Da presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta ha erogato una pioggia di contributi sotto la voce azione di marketing territoriale. Ne hanno beneficiato cronisti, scrittori, ancor prima della pubblicazione dei loro libri, nonché testate web. Una settimana fa il Fatto Nisseno, uno dei siti favoriti, ha cancellato un'intervista di Michele Costa, figlio del procuratore ucciso a Palermo nell'80, che manifestava perplessità sull'opportunità che Montante, sotto inchiesta, mantenesse le sue cariche. L'intervista è sparita nella notte dopo devastanti pressioni. Un altro clamoroso caso riguarda un contratto di collaborazione per 2 anni a 1.300 euro al mese che Confindustria Centro Sicilia, sempre Montante presidente, ha firmato col responsabile delle pagine di Caltanissetta de Il Giornale di Sicilia. Tutti episodi che hanno spinto l'ordine dei giornalisti ad aprire un'indagine conoscitiva. Oltre ad Antonello Montante c'è un altro campione dell'antimafia a Caltanissetta. Si chiama Massimo Romano, socio e amico di Berlusconi. È il proprietario di 34 supermercati sparsi per la Sicilia. Qualche anno fa era già finito nelle pieghe di un'indagine sui pizzini di Provenzano, molto interessato alla grande distribuzione. Romano, da molto tempo, siede a tavoli istituzionali con questori e prefetti. È il presidente del Confidi, un consorzio che cede prestiti a piccole e medie imprese, e il suo nome è scivolato in un'operazione antimafia, dove il fratello, Vincenzo Romano, secondo i magistrati, l'avrebbe tenuto fuori dalla faccenda delle estorsioni per preservarlo da possibili negative conseguenze sia di immagine che di carattere giudiziario. Doppio volto di Caltanissetta, zona franca per la legalità. C'è promiscuità, conclude Repubblica, fra investigatori e magistrati e l'indagato di mafia Montante a Roma e in Sicilia. A Caltanissetta, visti i suoi rapporti intensi con Angelino Alfano, che poi lo ha designato anche all'Agenzia dei Beni Confiscati, Antonello Montante è riuscito, il 21 ottobre 2013, a far presiedere al ministro dell'Interno Alfano il Comitato Nazionale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, un organismo che solo in casi straordinari si riunisce lontano da Roma. In Sicilia non accadeva dai tempi delle stragi di Falcone e Borsellino. Perché hanno scelto Caltanissetta? Per farla diventare quella che non è mai stata, cioè una roccaforte dell'antimafia. In Sicilia e a Caltanissetta, concludono Attilio Bolzoni ed Emanuele Lauria oggi su Repubblica, c'è una vicinanza molesta fra imprenditori e rappresentanti dello Stato. Si racconta di questori che si trasformano in tappetini al cospetto di Montante e di prefetti che hanno ricevuto esagerate regalie. Ci sono investigatori che si fanno assumere parenti e amiche dalla cordata, è il caso di un ufficiale della direzione investigativa antimafia e di un maggiore della Guardia di Finanza. Ci sono uomini dei servizi segreti che sguazzano nell'ambiente antimafioso e c'è prossimità imbarazzante con molti magistrati, tanto evidente che ha portato il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Fernando Asaro, a invitare i suoi colleghi a una ineludibile, concreta distanza da centri di potere economico. Così racconta Repubblica a proposito del presidente della Confindustria Sicilia e dei suoi rapporti anche con magistrati. Ma torniamo ai temi importanti, perché dei temi importanti ha parlato anche l'ex ministro Luigi Berlinguer, sempre nella riunione dedicata alla scuola, il problema principale del momento. Nonostante l'influenza, che è la ragione prima di questo mio vestirmi a maschera, io sono venuto perché ci tenevo. Sarà un'alzata d'ingegno, però è così. E prima di dire le 2 parole sulla musica, che questo è il compito, io voglio dire un'altra cosa. Sono tanti anni che mi occupo di scuola e ho sempre sentito dire eminenti dirigenti politici: la scuola è importante, la scuola è importante, la scuola è importante. Andando a verificare,
la scuola veniva tagliata da quello stesso che diceva la scuola è importante. Ho sentito il nostro Presidente del Consiglio che lo ripete, mi pare, ogni giorno o quasi. La cosa già acquista un significato, perché le parole sono pietre. Poi un altro passo avanti. Ho sentito dire che bisogna cambiare questa scuola, perché per quanto grande sia stata la tradizione e anche la qualità degli insegnanti, con l'impianto educativo di questa scuola l'Italia non andrà da nessuna parte. E la maggioranza di coloro che se ne occupano, a mio avviso, non ha avvertito questo fatto. Persino l'opinione pubblica ha ancora un'idea di scuola fatta di banchi e di cattedra, che da altre parti non esistono più. E questo signore. Quindi questo ritornello su scuola e il ritornello su cambiare mi ha aperto fortemente il cuore alla speranza, ed è la ragione per cui sono qua, per dare atto di questa novità. In Italia, nella scuola italiana, manca l'arte. Vi dico poco, vero? Manca l'arte. È una scuola senza arte né parte. Perché l'arte non è considerata cultura dentro la scuola, che è una bestemmia. Scusate la passione, ma non si può solo ragionare su questo, bisogna strillare. Perché si pensa che l'arte non educhi il bambino, la bambina, il ragazzo, non sia formativa. Ha ragione da vendere l'ex ministro Luigi Berlinguer, e noi colmiamo nel nostro piccolo subito la lacuna proponendo uno straordinario pezzo d'arte importantissimo. Potrebbe anche essere dedicato in primis al Presidente del Consiglio Renzi, che apprezzerà sicuramente questa piccola perla. Se ne vedono per il mondo che sono Osti, Cavadenti, Boia, eccetera, o secondo le fortune Grand Orienti. C'è chi taglia e cuce brache, chi leoni a destra in gabbia, chi va in cerca di lumache. Io fo buchi nella sabbia. I poeti anime elette riman laudi e piagnistei per l'amore di Giuliette, di cui mai sono i Romei. I fedeli questurini mettono argini alla rabbia dei colpevoli assassini. Io fo buchi nella sabbia. Sento intorno sussurrarmi che ci sono altri mestieri. Bravi, a voi. Scolpite marmi, combattete il beriberi, allevate ostriche a chioggia, filugelli in cadenabbia, fabbricate parapioggia. Io fo buchi nella sabbia. O cogliete la cicoria e gli allori, a voi Dio v'abbia, tutti quanti in pace e in gloria. Io fo buchi nella sabbia. Naturalmente era il grande Vittorio Gassman in una grandiosa poesia di Ernesto Ragazzoni, poeta misconosciuto, nato a Ortano Varese nel 1870, morto a Torino nel 1920, poeta e giornalista italiano. Non è per la radio touchscreen con Bluetooth, non è per il cruise control e neppure per i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, non è neanche per il rilevatore di stanchezza e per il sistema di frenata anticollisione multipla di serie. La vuoi perché è una Golf. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack, tua con progetto valore Volkswagen da €169 al mese, anticipo €5.516, TAN 3,99 e TAI 5,87, fino al 28 febbraio. Info su Volkswagen.it.
a Scuola di Business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech & Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Verolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. A proposito di storie tipicamente italiane, dopo quella dell'Aquila e quella di Caltanissetta, ce n'è anche una che ha avuto uno sviluppo giudiziario, era già uscita agli onori delle cronache qualche tempo fa, ma ce la raccontava abbastanza interessante su come funzionava il Ministero dell'Agricoltura, anzi presso l'ufficio di uno dei burocrati più alti del Ministero dell'Agricoltura, quelli che di solito riescono a fare fessi più ministri in serie. Infatti dal governo Prodi in avanti costui era riuscito tranquillamente a sopravvivere all'interno del Ministero dell'Agricoltura, anzi era noto con il nome di Centurione. Era il principale indagato in quell'indagine delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, appunto chiamata Centurione dal soprannome, il nomignolo, del principale indagato che è riuscito a costituirsi un proprio regno all'interno del Ministero repubblicano, quello dell'Agricoltura. Denaro, viaggi, trattamenti nei centri benessere, ce lo ricorda Clemente Pistilli sul quotidiano lanotiziagiornale.it. Denaro, viaggi, trattamenti di beauty farm, contratti di lavoro e perfino un servizio di piatti. Non conosceva limiti, neanche alla fantasia, secondo la Procura di Roma, il sistema di corruzione creato attorno a uno degli uffici centrali del Ministero dell'Agricoltura. Funzionari pronti a passare sopra a ogni regola e a far ottenere ricchi contributi agli imprenditori
compresi quelli al timone di enti pubblici, in cambio di bustarelle dalle molteplici forme. Approfondite le indagini, il pubblico ministero Stefano Nava punta a un secondo processo e ha chiesto per tale obiettivo 27 rinvii a giudizio, non pochi, 27 rinvii a giudizio all'interno del Ministero dell'Agricoltura. Il caso venne alla luce nel dicembre del 2012, quando furono arrestati 11 dirigenti e funzionari del Ministero dell'Agricoltura. Il Blitz, l'operazione si venne chiamata Centurione dal soprannome del principale indagato e si concentrò su contributi per 32 milioni di euro che diversi imprenditori avrebbero ottenuto pagando mazzette, 40 appalti sporchi, quelli monitorati, assegnati a 20 aziende tra marzo 2007 e maggio 2011, illeciti a catena iniziati all'epoca del governo Prodi e poi proseguiti con il secondo governo Prodi, governi Berlusconi, insomma senza soluzione di continuità. Un'inchiesta concentrata su Giuseppe Ambrosio, detto appunto il Centurione. Costui era il direttore generale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura ed ex capo di gabinetto del Ministero. L'indagine si estese anche alla moglie di questo mandarino vero e proprio del Ministero delle Politiche Agricole, Stefania Ricciardi, dirigente anch'ella nello stesso ministero. Ambrosio e altri 36 furono mandati a giudizio e sul sistema avviò accertamenti anche la Corte dei Conti. Altri approfondimenti hanno ora portato il pubblico ministero, Fava, a chiedere un secondo processo per corruzione a carico di 27 indagati, nello specifico 8 dipendenti del ministero e imprenditori pronti a pagare per avere contributi pubblici. A indossare la veste dei corruttori, secondo gli inquirenti, sarebbero stati anche altri manager pubblici, come Salvatore Petroli, direttore generale dell'INRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, che avrebbe cercato l'approvazione dei propri progetti, assicurando al dipendente ministeriale Michele Mariani che avrebbe dato denaro al figlio. Gli posso dire, vedi tu, fagli fare un contratto prestazione. Là una cosa occasionale, una stronzata, dice Petroli al compare, al dirigente, anzi al dipendente ministeriale Mariani. Mazzette sarebbero state pagate da Claudio Versienti, direttore di Age Control, agenzia pubblica, e a ricevere bustarelle sarebbe stata anche la direttrice amministrativa dell'ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Carmelina Giandomenico. Forzature su ogni genere d'appalto, compresi quello da 182.000 euro per il Touring Club italiano e da 21 milioni e 900 mila euro a favore di una onlus, la IREPA. Esplicite del resto le conversazioni tra gli imputati. Per ottenere 100.000 euro di contributi, il responsabile dell'associazione Coop Agrival, Gerardo Beneiton, è stato intercettato mentre gli diceva il dipendente ministeriale Mariani: vabbè, dai, concentrati, trova un po' di materiale e ci scrivi un po' di stronzate. Bastava poco per fare l'affare. Probabilmente però adesso cambia tutto, la musica, la riforma della pubblica amministrazione, il paese ha una svolta, la volta buona, la svolta buona e tutto il resto. A proposito però di questioni interessanti, adesso siamo già alle 11:40 quasi, però vorrei riproporvi a questo punto, visto che oggi ne abbiamo trovata eco in prima pagina su Repubblica della questione dell'euro e dell'Europa, il pezzo del sociologo Ilvo Diamanti che stabilisce, certifica tra virgolette dal punto di vista delle rilevazioni demoscopiche che gli italiani sono diventati, dopo i tedeschi, il popolo al quale meno piace la moneta unica, il dietrofront degli italiani sull'Europa e sull'euro. Su questo tema c'era ieri un'interessante riflessione del professor Luca Ricolfi, che possiamo sperare di avere con noi uno dei prossimi giorni per riprendere il tema. Un'interessante riflessione in prima pagina appunto sul Sole 24 Ore di ieri, firmata dal professor Ricolfi. Gli squilibri mai corretti, il silenzio dell'Europa sull'euro e il caso Grecia. E ve la vorrei proporre. 3 cose sembrano chiare per ora, scrive Ricolfi. La prima è che la Grecia non abbandonerà l'euro. La seconda è che l'Europa presterà alla Grecia altri soldi. La terza è che i politici greci ed europei faranno di tutto per nascondere la verità alle rispettive opinioni pubbliche. Perché la verità è indigeribile sia per Tsipras sia per gli altri governi europei.
Per i governi europei, in particolare per quelli che hanno dovuto inghiottire le medicine amare dell'austerità e delle riforme imposte dalla Troika, sarà dura spiegare l'ennesimo salvataggio della Grecia. È possibile che le opinioni pubbliche dei paesi che hanno sperimentato la medicina della Troika non capiscano o capiscano fin troppo bene, e che in paesi come la Spagna, il Portogallo e forse anche l'Italia monti la tentazione di fare come in Grecia e cresca il consenso ai partiti anti-euro. Per Tsipras, d'altro canto, sarà difficile nascondere che il prestito che sta per ricevere dall'Europa ha un prezzo politico e che il suo governo avrà le mani legate più o meno come quelli che l'hanno preceduto. Dunque prepariamoci, fin dalle prossime ore la politica europea si scatenerà nella ricerca di parole per nascondere la realtà di quello che sta succedendo. E non sarà difficile trovarle queste parole, scrive il professor Ricolfi. Se ci siamo abituati a non pronunciare più parole come spazzino, bidello, cieco, handicappato e abbiamo imparato a sostituirle con operatore ecologico, collaboratore scolastico, non vedente, diversamente abile, ci metteremo pochi minuti a smetterla di pronunciare parole come troika, salvataggio e memorandum. D'ora in poi, se tutto andrà per il verso giusto, la troika, Unione Europea, BCE, Fondo Monetario, diventerà le tre istituzioni. Il salvataggio verrà chiamato prestito ponte e il memorandum verrà ribattezzato nuovo accordo. Niente di male, naturalmente, fa parte della politica, anzi, forse è l'essenza dell'arte politica manipolare i fatti attraverso le parole. Il problema però è che i fatti resistono e il fatto fondamentale che resta in piedi, al di là di ogni accordo e di ogni dichiarazione e di ogni promessa, è che l'Europa non solo non è ancora fuori dalla crisi iniziata 7 anni fa, ma non ha trovato alcun meccanismo per far sì che quel che è successo allora non si ripeta in futuro. Non mi riferisco, scrive il professor Ricolfi, editoriale di ieri sul Sole 24 Ore, all'eventualità che la Grecia debba essere salvata un'altra volta ad agosto e poi un'altra nel 2016 e un'altra ancora negli anni a venire. No, il punto decisivo è che quel che è successo in questi anni, con la Grecia come con gli altri paesi detti PIGS, Portogallo, Irlanda, Spagna, potrebbe benissimo ripetersi in futuro, per una ragione molto semplice, che nonostante alcuni tentativi di restyling, cioè di ridisegno della governance europea, i meccanismi economici di base della zona euro sono rimasti sostanzialmente gli stessi, scrive Ricolfi. Dopo più di 15 anni di moneta unica, questi meccanismi hanno rivelato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non sono in grado di correggere gli squilibri fra gli Stati membri. E qui veniamo a un ragionamento che fa Luca Ricolfi, che credo sia riconoscibile nella sua essenza anche da coloro che seguono la trasmissione di Onda Libera, perché ne abbiamo parlato più volte col professor Bagnai, specialmente col professor Borghi Aquilini, di questa questione fondamentale, che alla fine anche Ricolfi evidenzia nell'articolo di fondo ieri sul Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria. Lo squilibrio fondamentale, quello che ha innescato la crisi del 2007-2008, scrive Ricolfi, non è tanto l'eccessivo indebitamento di alcuni stati, ma è l'accumularsi sistematico di forti disavanzi della bilancia dei pagamenti in alcune economie, tipicamente Grecia, Portogallo e Spagna, e di altrettanti enormi avanzi in altre economie, tipicamente la Germania. Cioè la questione è la bilancia commerciale, l'export-import, la bilancia dei pagamenti, cioè alcune nazioni che sono in passivo, con forti disavanzi, cioè importano molto più di quello che esportano, vale a dire Spagna, Grecia e Portogallo in primis, e invece altri, praticamente però solo la Germania, che esportano molto più di quello che importano e quindi sono in posizione di avanzo finanziario nella bilancia dei pagamenti enorme. La Germania sta accumulando avanzi commerciali strepitosi. In condizioni normali, cioè senza una moneta unica, scrive Ricolfi, gli squilibri di questo tipo si correggono automaticamente con la svalutazione della moneta dei paesi deboli, la cui produttività ristagna o cresce troppo lentamente. Parallelamente c'è la rivalutazione della moneta dei paesi forti, la cui produttività corre troppo in fretta.
Dopo la svalutazione, prosegue Ricolfi, i paesi che sono vissuti al di sopra dei propri mezzi sono costretti a importare meno beni prodotti da altri e a esportare più beni prodotti da sé, mentre l'esatto contrario accade con la rivalutazione per i paesi che hanno consumato e investito troppo poco, preferendo accumulare riserve finanziarie. Questo se però non c'è la moneta unica, se le monete sono diverse. Ma se si abbandonano le monete nazionali per una valuta comune, il meccanismo del cambio scompare e lo si deve sostituire con meccanismi alternativi. I fautori della moneta unica, presumibilmente, pensavano che questi meccanismi potessero essere tre: la convergenza delle dinamiche di produttività favorita dalla concorrenza e dalla liberalizzazione dei mercati, come primo fattore di riequilibrio, la capacità delle banche di selezionare oculatamente i clienti, erogando il credito solo a chi avesse buone possibilità di restituirlo, e la propensione dei mercati finanziari a punire con alti tassi di interesse gli stati troppo spendaccioni. Ebbene, il problema è che in questi 15 anni di moneta unica nessuno di questi tre meccanismi ha mostrato di funzionare. La convergenza della produttività delle diverse nazioni non c'è stata, d'altronde sarebbe stato un po' difficile, a dire il vero, immaginare che la produttività della Grecia potesse diventare uguale a quella della Germania, no? E sarebbe stato, e a questo punto bisogna anche dire, ma è un po' assurdo, diciamo, creare prima una moneta unica se non hai una struttura omogenea. Ma quello che è stato fatto non ha molto di razionale, o forse ce l'ha, anzi è una razionalità non condivisibile democraticamente, ma c'è. In ogni caso, la convergenza della produttività dei diversi stati non c'è stata, scrive Ricolfi, perché in un contesto di stati nazionali con lingue e istituzioni diverse, la liberalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle diverse legislazioni sono difficilissime da realizzare. La selezione dei clienti da parte delle banche non si è realizzata per una pluralità di motivi. Primo fra tutti, la mancata separazione fra banche d'affari e banche commerciali. Quanto ai mercati finanziari, hanno rivelato di essere ottusi nei periodi di vacche grasse, quando chiedevano gli interessi uguali alla Germania e alla Grecia, e ipersensibili nei periodi di tensione, quando la paura della bancarotta di uno Stato faceva schizzare all'insù i tassi di interesse, rendendo più probabile la bancarotta stessa. Dunque, scrive Ricolfi, abbiamo motivo di pensare che qualcosa di importante sia cambiato e che quello che non ha funzionato ieri possa funzionare domani? Mi pare di no. Il problema che l'Eurozona aveva nel 99, sostituire il meccanismo del cambio fra le diverse monete con meccanismi alternativi ma altrettanto efficaci, quel problema là rimane tuttora perfettamente insoluto, scrive Ricolfi. È inquietante che quel problema, quello di gestire economie diverse con sentieri di crescita divergenti, è inquietante che questo problema sia molto più chiaro ai critici dell'Europa anziché alle autorità europee. Si può, anzi si deve dissentire con chi sogna il ritorno alle valute nazionali, così come si può dissentire con chi teorizza la nascita di un euro del nord e di uno del sud, o con chi propugna la messa in comune dei debiti pubblici, ma resta il fatto, scrive Ricolfi, che se si insiste nella difesa a oltranza dell'euro, bisognerà pure prima o poi uscire dal silenzio e porsi il problema che l'adozione dell'euro ha generato, cioè il problema di un continente, l'Europa, in cui ogni nazione vuol decidere da sola la propria strada, ma nessuno vuole abbandonare il totem della moneta comune, scrive il professor Ricolfi, il totem della moneta comune, cioè una specie di feticcio, diciamo così. D'altronde i problemi reali non sono stati risolti, quelli che erano alla base delle diversità delle nazioni. Come si può mettere sotto una moneta comune una pluralità di paesi molto diversi fra loro, a meno di generare poi purtroppo effetti collaterali che non sono però effetti collaterali che rimangono nei libri degli economisti, sono effetti collaterali che diventano disoccupazione, perdita del potere d'acquisto e ciò che si è sperimentato in varia forma e in varia misura nei paesi che hanno adottato la moneta unica in particolar modo. Ma a proposito di cose da leggere, adesso però non possiamo farlo perché c'è da segnalare, qualcuno di voi lo avrà già senz'altro visto, l'iniziativa del quotidiano Libero, che ieri ha iniziato a pubblicare con un inserto piuttosto corposo
i libri neri dell'Islam. Si chiamano Black Flags Books, cioè i libri della bandiera nera, e contengono le strategie e i proclami dei jihadisti, dei guerriglieri coranici del califfato dello Stato islamico, dalla presa di Roma all'islamizzazione di tutta l'Europa. Il terrore e l'ammirazione è ciò che vogliono suscitare i tagliagole dello Stato islamico, scrive Libero presentando questa iniziativa editoriale. Puntano a spaventare l'Occidente mostrandosi feroci e spietati e si dipingono come eroi per arruolare adepti. L'iniziativa I libri neri dell'Islam, per la verità la traduzione esatta è Black Flags Book, di Black Flag Books, i libri della bandiera nera, diciamo così, delle bandiere nere, quelle dello Stato islamico. L'iniziativa è a cura di Francesco Borgonovo con interventi del professor Marco Lombardi, docente dell'Università Cattolica. E Libero ieri cercava di spiegare il perché pubblica i testi dello Stato islamico, contenuti in riviste come Dabiq e in altre pubblicazioni. Dabiq è una rivista patinata, pubblicata dallo Stato islamico, che prende il nome da una località siriana, Dabiq, nella quale, secondo l'escatologia islamica, avverrà la battaglia finale, dopodiché si instaurerà nel mondo il giorno del giudizio finale, l'arrivo del Messia nascosto, del 12° imam, sostanzialmente, ovvero una visione in termini semplici apocalittica. In quella città Dabiq ci sarà la rivelazione finale e il trionfo islamico globale, mondiale. Sono testi, diciamo così, messianici e di palingenesi universale sotto il profilo però islamico. Cioè da quel momento lì in avanti, dopo la battaglia lì di Dabiq, la rivelazione di Dabiq, il mondo sarà completamente sotto il Corano. Dabiq appunto è il nome della rivista che pubblica questi testi periodicamente e che è anche uno di questi numeri della rivista Dabiq, era quello con Roma, la conquista di Roma, la bandiera nera sul cupolone di San Pietro. Paura e ammirazione sono i sentimenti, scrive Francesco Borgonovo, presentando questa iniziativa di Libero, del quotidiano Libero. Paura e ammirazione sono i sentimenti che gli assassini del califfato vogliono suscitare con la loro propaganda, con i video dei roghi e dei massacri, con le riviste patinate, con i libri di cui Libero pubblica da ieri alcune pagine, alcuni brani. Le loro maschere, le tute nere dietro cui si nascondono completamente, hanno una duplice funzione. Da un lato li trasformano nell'incarnazione dell'uomo nero, la personificazione dei terrori dell'Occidente. Dall'altro lato, quelle tute sono il loro costume da supereroi dell'Islam radicale. La crudeltà che negli occidentali suscita ribrezzo, nei tanti fanatici e disturbati che costituiscono la platea dei loro ammiratori, provoca appunto ammirazione, desiderio di emulazione. Jihadi John, il carnefice con l'accento inglese che brandisce il coltello per minacciare l'America e gli infedeli nel mondo, è appunto l'uomo nero, lo spauracchio spuntato fuori da un film dell'orrore o da un romanzo di Stephen King, scrive Borgonovo. Su questo poi ci sarebbe da discutere, se questa visione, diciamo così, film cinematografico fumettistica sia fondata. In ogni caso si può dire, scrive Borgonovo, che il tagliagole dello Stato islamico ricorda il malvagio protagonista dell'Ombra dello Scorpione di Stephen King, Randall Flagg, una figura presente ogni volta che una città venga rasa al suolo, un villaggio saccheggiato e ovunque esistano tirannia e crudeltà. I jihadisti del califfato promettono di conquistare Roma, di massacrare tutti gli infedeli, di rendere schiave le loro donne e i loro figli. Bruciano vivi i nemici o li sgozzano brutalmente, come in un film splatter, scrive Borgonovo. Mi spiace però, quelle sono persone in carne e ossa, non un film splatter. In ogni caso fanno di tutto per sembrare più feroci, più cattivi e imbattibili e soprattutto più potenti di quanto non siano in realtà. Le loro imprese, così ben diffuse attraverso la rete e i social network, li fanno apparire imbattibili, giusto appunto, li fanno apparire agli occhi dei fanatici radicalizzati in Europa e in America come i valorosi cavalieri dell'Islam, coraggiosi, ben più virili dell'Occidente molle e sottomesso. Ma la verità è che gli uomini in nero del califfato sono grotteschi, scrive Borgonovo, fanno cose raccapriccianti ma anche ridicole. Per rimanere nell'immaginario di Stephen King sono simili a Pennywise, il mostruoso clown di It, divertente all'apparenza perché conciato da pagliaccio, ma in realtà profondamente cattivo. Gli uomini dello Stato islamico fanno di tutto per sembrare malvagi, certamente lo sono, ma sotto la maschera si rivelano ridicoli, tronfi e bulli.
Su questa interpretazione fornita da colui che cura per Libero l'inserto, diciamo, che è pubblicato a partire da ieri, cioè alcune pagine dei libri neri dell'Islam, dello Stato islamico, su questa interpretazione sarebbe da discutere. In ogni caso, secondo Borgonovo, hanno timore di tutti coloro che sanno svelare la loro natura. Temono la satira perché ne decostruisce l'immagine violenta che hanno edificato con tanta cura. Temono la satira, in generale la satira non è ammessa su certi argomenti. In ogni caso, temono la risata perché li fa apparire per quelli che sono buffoni in calzamaglia, come i criminali da operetta dei telefilm di Batman degli anni 60. Sia lecito dissentire da questa interpretazione perché non so quanto produttiva possa essere. Perciò, scrive Libero, abbiamo deciso di tradurre e pubblicare integralmente interi brani tratti dai loro libri neri. Si chiamano Black Flags Book e contengono le strategie e i proclami dei tagliagole. Libero ha selezionato alcuni dei testi più indicativi e ha iniziato da quelli che riguardano direttamente l'Italia e la conquista di Roma, dopodiché si passa all'Europa e alle indicazioni per realizzare attentati in Europa. Qualcuno potrebbe pensare che stiamo fornendo un megafono ai professionisti della paura. Non è così, conclude Borgonovo introducendo questa iniziativa editoriale. Non è così, diamo la possibilità ai lettori di conoscere quello che dicono costoro e cerchiamo di spiegare cosa dobbiamo temere e cosa no. Così facendo si smonta la loro retorica. Ci si rende conto che gli uomini dello Stato islamico dicono anche parecchie panzane che promettono conquiste che non saranno in grado di realizzare. A volte scimmiottano perfino i politicanti occidentali comportandosi da imbonitori. In altri casi le loro minacce sono più concrete ed è su questo che bisogna concentrarsi. Pubblicando i loro testi vogliamo togliere la maschera agli uomini in nero e rivelare quello che hanno sotto, il corpo ridicolo dei clown, scrive Libero presentando questa iniziativa editoriale insieme Francesco Borgonovo e Marco Lombardi, professore presso l'Università Cattolica dove insegna sociologia, comunicazione e gestione delle emergenze. Il professor Lombardi dirige l'Italian Team for Security, Terroristic Issues and Managing Emergencies, conduce attività di analisi e ricerca sul campo in Nord Africa, Centrasia e altre aree di crisi. Tesi sintetica, l'introduzione del professor Lombardi a queste pubblicazioni, a questa tesi di fondo: più che missili, questi sparano balle per spaventarci e per attirare i fanatici. Il califfato ha illustrato in questi libri delle bandiere nere, Black Flags Book, la sua strategia di conquista dell'Europa. Tra le varie esagerazioni è importante capire quali sono le vere minacce da combattere, scrive il professor Lombardi. Magari poi ne diamo conto con calma di alcuni di questi testi tradotti da Libero, sono i testi delle pubblicazioni sostanzialmente dello Stato islamico. Per il momento però noi ci salutiamo qui, visto ci mancano 3 minuti a mezzogiorno, e siccome abbiamo ascoltato prima la poesia del Presidente, possiamo chiamarla così, la poesia del Presidente, ce la riascoltiamo, anche perché è interpretata da un grande Vittorio Gassman, la poesia di Ernesto Ragazzoni, che d'ora in poi in questa rubrica diventa la poesia del Presidente. Buon ascolto e buon pomeriggio. Se ne vedono per il mondo che sono osti, cavadenti, boia, eccetera, o secondo le fortune grandorienti. C'è chi taglia e cuce brache, chi leoni a destra in gabbia, chi va in cerca di lumache. Io fo buchi nella sabbia. I poeti anime elette riman laudi e piagnistei per l'amore di Giuliette di cui mai sono i Romei. I fedeli questurini mettono argini alla rabbia dei colpevoli assassini. Io fo buchi nella sabbia. Sento intorno sussurrarmi che ci sono altri mestieri. Bravi, a voi, scolpite marmi, combattete il beriberi, allevate ostriche a chioggia, filugelli in cadenabbia, fabbricate parapioggia. Io fo buchi nella sabbia, o cogliete la cicoria e gli allori. A voi, Dio v'abbia, tutti quanti in pace e in gloria. Io fo buchi nella sabbia. Il mondo di Tarkus
È in onda tutti i lunedì dalle 22 su Radio Padania Libera. www.radioprog.net. Sabato 28 febbraio, non prenderti impegni, tutti a Roma. renziacasa.com, più saremo, prima ci liberiamo di questi incapaci, peraltro pericolosi. Come arrivarci a Roma? Pullman, treno, auto. C'è un numero di telefono a tua disposizione per darti tutte le informazioni necessarie. 02 66 234 234. Sabato 28 febbraio, ore 15, 101.000 persone incazzate in Piazza del Popolo. 02 66 234 234. Usa la tua carta UNDENI, hai fino a 15 euro di carburante omaggio e un bonus punti sul nuovo programma. Fino al 31 marzo ogni 3 rifornimenti da 30 litri hai 5 euro di carburante omaggio. Info e Deni Station aderenti su undeni.com. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdure italiana in formato XXL. Da oggi mele Red Delicious 2 kg più 500 grammi gratis a 1,89 € e carote 1 kg più 250 grammi gratis a soli 79 centesimi. Solo freschezza e qualità, solo da Lidl. Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Lidl, anch'io. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:01. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Charlie Mordecai è un genio. Questi sono i miei nuovi baffi. Non puntarmi quei cosi contro. Johnny Depp è Mordecai, il 19 febbraio. Avete mai pensato di cambiare vita? Avremo un bel agriturismo in società. Ma qualcosa potrebbe andare storto. Io gli posso offrire protezione. Ecco perché il casale costava così poco. Questi sono camorristi veri, con le pistole, si muore. Magari ci dimenticano di noi. Certo, i camorristi arteriosclerosi. Noi e la Giulia, la commedia rivelazione dell'anno, dal 19 febbraio al cinema. L'inferno si risveglierà. Il mondo degli uomini cadrà. Dalla Legendary Pictures, produttori di 300, l'alba di un impero. Tu sei il settimo figlio di un settimo figlio. Abbiamo una missione da compiere, Tom. Combattiamo le tenebre, ovunque si celino. Il settimo figlio, da giovedì 19 febbraio al cinema. Charlie Mordecai è la sola spia con la licenza di eccedere. Siamo finiti sul set di un film pornografico. Oh, Charlie. Johnny Depp è Mordecai, il 19 febbraio. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Poder pensar con appena al mes cœur qu'avant plus del sangue a cantar. Sabe o seu desfar, oltre l'insettar. Pensar io belle mat, se l'è proprio mat. Se potessi far, pode che usar una canzone per t'innamorar. Di mister del cœur, quanta volte il deur, se disario va bene in piange, vola intera e piange. Whisky, the bella rock and roll, and the piazza. Solven, the bella rock and roll, and the piazza, piazza, and the piazza, the piazza, the piazza, the piazza. Ma vedi no, che spaghetti le sovrabboccan. O dei pinza un coltel nel cœur,
solo al paicadesticità. E su ti farà la morbosità del mio degli ascoltando ya e ve contentarà. Dove scava con la pala nel che cava i sentimenti su non fai bianca e ti fai scrivi e canta i pop ti sai che schille per si le troppi per Parti la bella rock and roll ma me piastan so ben la bella rock and roll ma me piastan ma me piastan me piastan ma vedi no che paga il pieno e sulla bocca e di pensare mica te per l'unica donna in giro son già pensate per la donna che non ti sai messir. Pomeriggio da Sammy Varin, prima delle ultime notizie e gli appuntamenti da non scordare. Questa sera, lunedì 23 febbraio alle 21:05, Matteo Salvini sarà ospite su Rete 4 all'interno della trasmissione TV Quinta Colonna. Domani, martedì 24 febbraio alle 8:10, Salvini sarà su RTL 102.5, poi alle 9, trasmissione TV in onda su Rai 1 mattina. Alle 13:50 il segretario federale parteciperà a un forum su Repubblica.it. Sempre domani martedì alle 21:05 sarà ospitato su Rai 3 all'interno di Ballarò. Mercoledì 25 febbraio alle 7:45 Matteo Salvini su Radio Capital, alle 8 su Rai 3 all'interno della trasmissione Agorà. Infine, mercoledì a mezzogiorno, conferenza stampa in Piazza del Campidoglio a Roma. Apriamo internet, il sito del Corriere apre con la Grecia verso l'accordo, oggi le riforme di Tsipras per l'Unione Europea, Moscovici piano ambizioso. Nelle prossime ore la lista delle misure che Atene proporrà a Bruxelles per avere la garanzia di ulteriori aiuti e le borse europee scommettono sul lieto fine. Sempre sul sito del Corriere si parla della mini riforma in pensione prima con sgravi contributivi e riscatto della laurea, le due proposte di Sacconi per cambiare le regole, mentre guadagna terreno anche nel governo la spinta a riaprire il cantiere previdenza. Verso le regionali, i 4 volti della Lega, dal no all'euro alle alleanze. Salvini, Maroni, Tosi e Zaia, idee e strategie dei volti chiave del Carroccio, scontri compresi. Maltempo, arriva il ciclone Hooligan, una settimana di pioggia e neve, solo il nord-est non sarà interessato dalla perturbazione in arrivo dal nord Europa, ma se ci spingiamo avanti vediamo che già da venerdì, soprattutto sul centro Italia, tornerà il sole. Il premier in mezz'ora ieri, Renzi a marzo, riforma della RAI, Landini sconfitto entra in politica, Libia pronti a un intervento. Dall'Egitto 5 anni di carcere al blogger anti-Mubarak. Sempre dal sito del Corriere, a Milano tornano in strada le 30 schiave adolescenti strappate al racket, tranne una. La polizia aveva arrestato gli aguzzini, ma solo una cambia vita. Ancora all'estero, 5 morti in Nigeria, fanno esplodere una bimba a un mercato, Boko Haram, strategia dell'orrore. Ancora una strage nel territorio pesantemente infiltrato dagli integralisti islamici, la piccola fermata a un posto di controllo, poi la deflagrazione. È tutto per il momento da Sammy Varin, appuntamento più tardi.
want to be wild. Tutti i giovedì sera dalle 21 alle 23:30 Roberto Maggi vi aspetta sulle strade della libertà. Politica, attualità, ospiti a sorpresa. Vi aspettiamo. Torniamo ad amare il nostro territorio, torniamo a fidare